dal momento in cui inizia, dopo l'omicidio Matteotti in particolare, a instaurare il regime totalitario, il regime combatte questi tre poteri, perché non ammette dissensi. Questi tre poteri nell'ordine capiscono che devono venire a patti col fascismo. Lo capisce prima la mafia, lo capisce poi la massoneria e alla fine la Chiesa, che stipula col fascismo i patti del Laterano l'11 febbraio del 1929. Da quel momento l'onnipotenza del regime dura e continua e si perpetua per sempre, se non vi fosse stato l'errore dell'abbraccio mortale con Hitler e dell'ulteriore più terribile abbraccio mortale della seconda guerra mondiale e delle evoluzioni che dalla seconda guerra mondiale, dall'invasione della Polonia, portano con l'invasione della Russia e con l'impreparazione solo per il freddo a contrastare e tenere un fronte come quello dei Balcani. Quindi se noi andiamo a rileggere quello che scrive Cesare Mori quando, dopo aver inizialmente combattuto la mafia in Sicilia, è chiamato a Roma, promosso senatore e rimosso dall'incarico, scrive Cesare Mori nei suoi diari: mi sento come un chirurgo che ha operato a metà, ha fatto soffrire il malato senza guarirlo. Voi immaginate un chirurgo che tenta di fare un'operazione d'appendicite, taglia la pancia, arriva vicino e poi alla fine non opera, non toglie il male e ricuce. Immaginate le sofferenze di questo povero malato. Ecco, questo è accaduto in Sicilia e in Italia all'epoca del Ventennio. E questo è il risultato di una giustizia a metà. Quando io ho fatto quell'affermazione sulla Corte Costituzionale, siccome qui ci sono riferimenti al Presidente della Corte Costituzionale, ci sono riferimenti a giudici costituzionali che nella qualità di magistrati si sentono come i propri imputati, c'è riferimento al Presidente del TAR del Lazio, Presidente del TAR del Lazio, che ha dato ragione a un gruppo imprenditoriale restituendogli centinaia e centinaia di miliardi della cauzione per la gara UMTS. Ve la ricordate la restituzione alla blu dei miliardi della cauzione MTS? E si sente al telefono con la persona a cui ha restituito non so quanti migliaia di miliardi per la cauzione e lo chiama addirittura da cortina da un pezzo. Allora immaginate, cioè il giudice che restituisce i soldi, migliaia di miliardi, non 1000 lire, non un incidente assicurativo sul paraurti, non era una causa di questo genere, che si sente con la persona e che ha rapporti diretti con la persona che ha favorito con una sentenza. Questa è l'Italia. E queste cose che io prima non potevo dire, grazie al fatto che mi hanno indagato, e io adesso le ho potute dire perché mi dovevo difendere, quindi per difendermi ho fatto una memoria agli stessi giudici che mi avevano indagato. Poi ho preso la memoria e l'ho pubblicata in un libro, quindi facendo un'attività perfettamente legittima che mai avrei potuto fare se non mi avessero dato questa grande opportunità. E qui si parla di che cos'è la Corte Costituzionale, di come vengono nominati i giudici della Corte Costituzionale, con gli stessi criteri con i quali Caligola nominò i Cantus, il proprio cavallo senatore. E qui mio figlio il grande, quando a scuola studiò questo, venne a casa, me lo ricordo ancora, mi disse: ah papà, cioè, hanno nominato un cavallo senatore. E figlio mio dice: ma adesso anche gli asini vengono nominati presidenti. Figuriamoci. Allora lasciamo spazio al pubblico, che ho visto ha seguito con grandissimo interesse. Allora la domanda è questa: in sostanza, visti le conoscenze e i rapporti diciamo esterni con Silvio Berlusconi, le conoscenze maturate, no, personalmente non ci conosco, esternissime, mai e maturate dal 1980, no? Diceva. Sì. E queste dichiarazioni di Spatuzza possono essere vere, quasi false, perché in sostanza penso che le informazioni che ha lei vadano a intersecarsi con quello che poi ha detto Spatuzza o sulla questione, insomma, Berlusconi mafioso, o che appoggia la mafia o che ha avuto rapporti ingenti con la mafia tramite dell'Utri, eccetera, eccetera. Allora, io sono convinto sempre del principio che i pentiti vadano sentiti con molta attenzione. Falcone sotto questo aspetto ci ha insegnato
delle cose che, devo dire, sono fondamentali nella tecnica con cui si acquisiscono le dichiarazioni dei collaboratori e si riscontrano le dichiarazioni dei collaboratori. Quello che è importante nella vita è non sposarsi mai con i pentiti, nel senso che non bisogna assolutamente adottarli come portatori di verbo e di verità, perché spesso dicono anche cose non vere. E l'esempio che io vi ho fatto a proposito di Scarantino, al quale io non credetti per le stragi di Via D'Amelio e lasciai il gruppo di indagine proprio per protesta, perché non credevo a quelle farloccate, che però erano comode per chiudere subito le indagini. A distanza di 17 anni mi stanno dando tutti in ragione, vedi caso poi riscoprendo le piste che io avevo imboccato e che gli altri hanno lasciato in asso perché ne hanno preso altri che facevano comodo. Quello che dice Spatuzza, senza volere adesso, ma io avevo scritto già moltissimi anni fa, quindi per me Spatuzza non sta dicendo niente di nuovo, perché sostanzialmente quelli che sono i suoi rapporti, i rapporti della cosca di Graviano con Forza Italia, come è nata Forza Italia, la prima riunione che questi signori si sono fatti all'Hotel San Paolo di Palermo, per San Paolo, dove i Graviano nell'ultimo piano avevano fatto un attico che avevano destinato alla loro madre, e dove si tenne la prima riunione di quello che ancora non era partito, che si chiamava Associazione Nazionale Forza Italia. Queste cose le ho scritte in delle consulenze tecniche, in delle relazioni articolate, con tanto di grafici, di numeri, di cose, moltissimi anni fa. Quindi quello che dice Spatuzza, io già lo sapevo. Spatuzza ovviamente sta riferendo adesso dei particolari vissuti che io ovviamente non sapevo, che come non li sapevano i giudici, che altro non sono che quello che già era accertato. Solo che all'epoca, in mancanza di questi elementi, le indagini su Berlusconi furono archiviate e quelle su Dell'Utri sono continuate e Dell'Utri è stato condannato in primo grado. Adesso è chiaro che si aprirà un nuovo fronte, ma si apre, se mi consente, anche col lavoro che ho fatto io. Io non so se lei ha letto l'articolo che il giornale ha pubblicato 2 giorni fa, dove si dice che la dottoressa Ilda Boccassini a Milano sta utilizzando la mia consulenza tecnica su Dell'Utri. Andatela a guardare stasera, cercate Chiocci, Genchi, giornale Boccassini, la mia consulenza tecnica che fece all'epoca su Silvio Berlusconi per dimostrare le collusioni per quanto riguarda l'attentato di Via Palestro, perché lei si occupa della strage di Via Palestro a Milano. Questo per portarlo un esempio. Cioè, queste cose sono cose che sono sempre sapute. Cioè, però al di là delle condanne penali, perché questo non è un processo, non è una laurea giudiziaria, comunque manca il contraddittorio e quindi non sarebbe giusto processare in questa sede Berlusconi, ma io mi chiedo e vi chiedo, cioè il popolo italiano sa, è informato o ha la possibilità di essere informati che la persona che ha votato, perché a Berlusconi l'hanno votato gli italiani, che se ne dica, tutto l'esercito di quegli asini che formano il Parlamento italiano, che chiamarli cavalli significherebbe offendere i campus, che si è portato lui perché li ha nominati, perché ormai i parlamentari vengono scelti in una cabina di regia, in un gabinetto ristretto di pochissime persone, forse addirittura in camera da letto, insomma alcune designazioni, insomma, quelle al femminile sono state fatte in base a prestazioni o controprestazioni. Non a caso la paura di Berlusconi, se si ricordate prima che scoppiasse la vicenda di Noemi, era quella delle intercettazioni. Quando attacca me, mi attacca anche perché stava facendo la legge sulle intercettazioni. E lui disse: se escono delle intercettazioni che mi riguardano, io lascio l'Italia. Me lo ricordate, no? Oh, ma di parola veramente questo, ma proprio, cioè veramente di parola. Cioè sono uscite le intercettazioni che avrebbe dovuto lasciare non l'Italia ma anche l'Europa, secondo me. Cioè, anche l'Europa doveva andare ad Amamente, se ti ha lasciato Craxi il posto dove era, c'era un posto ideale dove andare, secondo me.